È lunedì 24 luglio, buon pomeriggio, è il momento dell'approfondimento. Come sempre a lunedì allora ci occupiamo di sport e oggi approfondiamo i temi legati non solo al calciomercato ma anche ai ritiri, perché di fatto la stagione agonistica ha già preso il via con tutte le tre principali formazioni isolane che stanno già lavorando. Comincerei proprio dal Catania e vado per questo a collegarmi con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Il Catania lavora a Zafferana, diciamo così, mentre tu ti godi un bel panorama. In questo momento lo ammiriamo noi e alle tue spalle. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a voi. Allora, un Catania che ha cominciato a faticare, a sudare, sono giorni caldissimi quelli che stiamo vivendo, con una rosa, quella a disposizione di Tabiani, che è in via di definizione. Sì, è una squadra che si forma, sicuramente lo slittamento del via del campionato favorirà i dirigenti del Catania in sede di completamento della rosa da mettere a disposizione di Luca Tabiani. Diciamo che la squadra ha già messo dei punti fermi perché con l'arrivo di Mazzotta ha sistemato le corsie esterne difensive. Con l'arrivo di Zammarini, di Ladinetti e di Rocca ha sicuramente irrobustito in modo consistente il centrocampo. Col ritorno di Chiarella, l'arrivo di Bocic e quello già di Chiricò che sapevamo da qualche giorno, ha messo parecchia carne al fuoco per quello che riguarda le corsie esterne d'attacco. Cosa c'è ancora da fare? Sicuramente c'è la linea verticale di questa squadra che va completata. Il portiere, difensori centrali, ne dovrebbero arrivare due, e certamente l'attaccante centrale. Questi sono i temi più caldi. Possiamo già così abbozzare alcuni temi di mercato perché per quanto riguarda la porta, il Catania non ha perso del tutto le speranze di arrivare ad Andrea Dini del Crotone, che è un tesserato il Crotone, ma è un giocatore che interessa molto alla dirigenza rossa. Abbiamo un problema con il collegamento. Piedi, perché Ecco, conosce bene la maglia del Trapani, ha vestito la maglia del Crotone, ne potrebbe essere il profilo giusto. Per quanto riguarda invece il difensore centrale, non c'è ancora la quadra su Tiritiello, giocatore che sicuramente ha catturato l'interesse dei dirigenti del Catania. Su Quaini c'è una trattativa, un dialogo col Fiorenzuola per individuare quale può essere il corrispettivo economico voluto dal Fiorenzuola per liberare Quaini e farlo tornare alla corte di Tabiani. Il Catania guarda sempre a Marconi del Palermo, che attualmente è incedibile da parte della dirigenza rosanero, ma potrebbe diventare cedibile a mercato in corso, perché il Palermo ha in cantiere operazioni anche in difesa. A centrocampo è un po' venuto meno il possibile ritorno di Kevin Biondi. Nelle ultime ore sembra un affare che sta scemando. Rimane l'interesse invece per Pinato, ex del Pordenone, a cui il Catania guarda con attenzione. Per quanto riguarda invece l'attaccante centrale, su Di Carmine c'è sicuramente l'interesse del Catania, ma non mi sembra di poter dire che sia un affare vicino alla conclusione o addirittura d'arrivo. Invece il Catania ha più chance di avere Gori, Gabriele Gori, che l'anno scorso era a Reggio Calabria, cartellino di proprietà della Fiorentina, fermo restando che verrà completato l'organico anche con un altro esterno d'attacco. Possiamo anche così cercare di vedere il Catania in campo oggi, se sei d'accordo Angelo, con il contributo della grafica. Abbiamo preparato appunto un contributo che si intitola "Oggi il Catania giocherebbe così", ed è questa già una formazione interessante, con Beters tra i pali, Rapisarda e Mazzotta sulle corsie esterne, Lorenzini e Castellini difensori centrali, Zammarini
con Ladinetti e Rocca in mezzo al campo, e poi abbiamo immaginato Chirico, Sarao e Chiarella. Questa è già una formazione diciamo competitiva, non forse per le primissime posizioni, e tornando a quello che abbiamo detto a inizio collegamento, guardate la dorsale del Catania, quella che da Peters porta a Sarao, è lì la zona del campo in cui il Catania deve piazzare, a mio avviso, i colpi promozione. È lì che i dirigenti del Catania stanno cercando sempre di lavorare, ma senza farsi prendere la frenesia, perché la fretta potrebbe costare in termini di ingaggio, in termini appunto di costi di un'operazione. Il Catania chiaramente non vuole spendere soldi in maniera inappropriata. Alessandro, dicevo che sulla nostra grafica compare ancora il nome di Ferraro come tecnico, ma è Tabbiani il tecnico, l'allenatore del Catania, un refuso evidentemente nell'elaborazione della grafica. Sì, poi possiamo anche dire che in relazione a quella che sarà la composizione del girone del Catania e appunto il via della stagione con il varo dei calendari, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Oggi, proprio in questi momenti, c'è in corso il Consiglio federale della FIGC per quanto riguarda ripescaggi, riammissioni. Alle 14:30, proprio mentre siamo in onda, partirà una conferenza stampa del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per avere insomma qualche idea in più. Perché può interessare al Catania tutto questo? Perché si vocifera che il Pescara venga spostato di girone, può essere collocato nel girone B a fronte appunto del ripescaggio di una squadra meridionale nel girone C, e quindi questo per il Catania potrebbe essere sicuramente un fattore, perché il Pescara sicuramente è una delle squadre che punta alla promozione per quanto riguarda il prossimo campionato. A Zafferana si lavora per il momento a porte chiuse, c'è già una bozza di calendario per quello che riguarda le amichevoli precampionato. Dovrebbero essere 3 le date già individuate dal Catania appunto per la disputa di queste amichevoli. Dovrebbero disputarsi il 3, il 5 e il 13 di agosto, mentre per quanto riguarda il via della Coppa Italia di Serie C, anche in questo caso appunto in concomitanza con lo slittamento del via del campionato di Serie C, potrebbe slittare anche la prima partita di Coppa Italia Serie C. Realisticamente possiamo dire che ci possa essere uno slittamento di una settimana nell'avvio del campionato di Serie C, almeno. Sì, ecco. Potrebbe anche slittare di 2, Angelo, perché sappiamo che si attendono le pronunce dei vari organi della giustizia amministrativa adite da diversi club sia di Serie C che di Serie B, e quindi per effetto domino potrebbe non essere sufficiente neanche la data del 4 settembre per insomma il via dei campionati, almeno per quello che riguarda il Catania, per quello di Serie C, che in origine doveva partire il 27 di agosto. Però come ho detto prima, questo slittamento è sicuramente un alleato per quanto riguarda le mosse di mercato del Catania, che può gestire queste trattative, questi affari in via di definizione con meno assilli, e fare le scelte più ponderate, più funzionali a quelle che sono le esigenze di Luca Tabbiani. Luca Tabbiani che sta conoscendo di fatto in questi giorni, in queste ore, i giocatori a sua disposizione, dai primi test di carattere fisico. Evidentemente conosce anche quella che è la risposta poi dei suoi giocatori, però ci sono alcuni tasselli, alcuni diciamo giocatori che non hanno ancora un destino definito in maglia rossa-azzurra, con la maglia del Catania. Si attendono sì dei rinforzi, ma è possibile anche che ci siano delle cessioni, no? Giovinco, De Luca sono giocatori che molto probabilmente lasceranno la comitiva rosso-azzurra, così come è da valutare la posizione di Michele Somma, che è reduce da un infortunio serio, è in fase di riabilitazione, però nell'ottica di quelle che sono in questo momento le trattative per quanto riguarda il reparto centrale e la difesa, così la sensazione è che anche Somma
alla fine lascerà il rosso-azzurro per far posto a nuovi protagonisti, a nuovi interpreti, una squadra che per cercare di interpretare al meglio il calcio voluto da Luca Tabiani deve avere delle caratteristiche ben precise anche in fase difensiva. Ci vogliono giocatori molto veloci, bravi nella correre all'indietro, perché è un calcio fatto di pressione, di riconquista palla veloce e di contributo importante da parte degli esterni bassi difensivi, quindi è una coperta che, se si allunga da un lato, deve essere accorciata velocemente dall'altro lato, e queste sono le caratteristiche che il Catania sta cercando. Vuole cercare di abbinare esperienza specifica del campionato di Serie C, ma anche qualità fisiche ben precise che possano sposarsi in maniera ideale con il calcio di Tabiani. Allora Alessandro, direi che per il Catania possiamo anche fermarci qui per questa settimana. Noi manterremo sempre questo filo diretto al lunedì pomeriggio, in modo da chiaramente seguire quelle che sono le vicende non solo del Catania ma anche delle altre formazioni siciliane, e ovviamente nel corso dei regionali ci saranno le occasioni, non mancheranno le occasioni per evidentemente ufficializzare degli acquisti, ma anche far sentire anche le voci dei nuovi e anche dei vecchi giocatori del Catania. Buon lavoro e buon proseguimento di trasmissione. Grazie Alessandro, e intanto a te buon relax per quello che possiamo vedere. Una buona serata e un buon pomeriggio a te. Allora fra poco attiviamo i collegamenti con Palermo e con Messina, con Gullà e con Sergio Colosi. Una brevissima sosta e poi cominceremo dal Palermo, che pare vada a caccia di un centrocampista importante, un uomo d'ordine in mezzo al campo. Fra pochissimo con noi Marco Gullà. Torniamo di nuovo in studio. Avevo preannunciato che saremmo stati collegati con Palermo e con Messina, e allora, visto che a Palermo Gullà se la prende comoda, noi incominciamo e giochiamo d'anticipo, andiamo a Messina e andiamo da Sergio Colosi. Sergio, è un Messina. Buon pomeriggio Angelo. È un Messina, grazie a te, buon pomeriggio anche a te. Dicevo, un Messina che se la sta prendendo comoda, fra virgolette, no? Nell'allestire la squadra. Ha sì presentato il nuovo allenatore e ci sono già dei primi arrivi, però è una rosa tutta diciamo da costruire, da mettere insieme, quella del Messina, che sta già lavorando comunque in ritiro. Sì Angelo, è la solita stagione con un presidente che si chiama Pietro Sciotto, che non ha intenzione di investire molto sul Messina, e per cui guarda al mercato, ma fino a un certo punto, perché vuole trovare delle soluzioni che comunque rispecchino quello che è il suo budget molto limitato messo a disposizione del Messina, che, come hai detto giustamente tu, da ieri è in ritiro a San Giovanni in Fiore. Però ci sono 21 elementi, ma tantissimi giovani. Tra questi spiccano comunque Ragusa, il portiere Fumagalli, Kragel e Ferrara. Questi ultimi due comunque dovrebbero andare via, e poi i nuovi acquisti di cui parleremo anche più avanti, ma nuovi acquisti che comunque se si fa eccezione per Emmaus e per Maneta, per il resto parliamo di giocatori provenienti dalla Serie D, per cui dico è davvero un cantiere aperto il Messina, ma le prospettive non è che siano allettanti, e se si comincia così il campionato di Serie C che va ad iniziare, immaginiamo un po' cosa possa accadere più avanti. Il 2 agosto bisogna pagare il mese di giugno, è quello che per una società sarebbe normale e doveroso. Nel Messina Calcio diventa quasi un problema e una scadenza da dover affrontare. Ecco, queste sono le conseguenze comunque della permanenza del presidente Sciotto
nel Messina, insomma, nel mancato poi passaggio a Mannino, produce questi effetti che ben sapevamo e che adesso però non ne conosciamo la portata relativamente alle prossime settimane. Allora Sergio, fra poco sentiremo le prime parole, le prime parole ovviamente dal ritiro del tecnico Modica. Vorrei salutare collegato, sì, da Palermo vedo Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio anche a Sergio. Allora, abbiamo detto che il Messina ha iniziato a lavorare da poche ore, Palermo in realtà invece la sua prima fase di allenamento l'ha già conclusa in ritiro. Sì, Angelo, il Palermo già ha terminato proprio sabato la sua prima parte di ritiro. Intanto provo ad accentrarmi un po' in più, ecco qui, ha terminato proprio sabato con un'amichevole giocata con il Bologna, è terminata 2-2 la prima fase appunto di ritiro precampionato che si è svolta in Trentino Alto Adige. Adesso mercoledì inizierà la seconda parte a Pinzolo, sarà una parte sicuramente un po' più importante rispetto alla prima, ma che magari ha avuto una principale valenza per quanto concerne la preparazione atletica. Qui invece nella seconda parte invece il tecnico Corini inizierà soprattutto ad affinare quello che è il suo modulo tattico, il 4-3-3, e iniziare a capire quale potrebbe essere la formazione titolare, ovviamente parte della formazione titolare da schierare poi negli impegni ufficiali. Dicevamo appunto dell'amichevole, c'è stata una risposta importante da parte del Palermo che si è ritrovato sotto per 2 gol e poi invece nella ripresa con Damiani e con Soleri, che erano giocatori che tra l'altro vedremo poi la grafica, avevano già la valigia in mano e probabilmente insomma si giocheranno qualche chance di permanenza, più Soleri che Damiani, che ha comunque segnato il gol del 2-1, poi è arrivato il bellissimo gol di Soleri, un gol in rovesciata insomma, che ha probabilmente insomma, messo qualche lucchetto in più alla sua permanenza. Ecco perché lo abbiamo anche tolto in questo momento dalla nostra grafica delle possibili cessioni da parte del Palermo. Quindi tra campo e mercato, Angelo, la squadra comunque lavora, va avanti, la società dopo un inizio abbastanza folgorante per quanto concerne il calciomercato sta ovviamente fisiologicamente attraversando una fase di impasse per quanto riguarda gli acquisti, però attenzione perché da questa settimana potrebbe esserci qualche altra novità per quanto concerne poi il reparto che il Palermo vuole modellare ulteriormente, ed è quello di mezzo al campo, il reparto ovviamente di centrocampo. Ci sono dei nomi che in questo momento girano attorno appunto all'asse Palermo, Collocolo ovviamente è sfumato, è andato alla Cremonese, però ci sono dei nomi che in questo momento sono molto diciamo vicini alla causa Palermo. Uno di questi, pensate, potrebbe essere anche Verre, che ha già lasciato il club per fine prestito, è tornato alla Sampdoria, ma avrebbe gradirebbe soprattutto un eventuale ritorno in maglia rosanero. E poi ci sono Rivas e Di Chiara, giocatori della Regina che hanno tra virgolette strizzato l'occhio al Palermo, sanno bene che con la Regina probabilmente non potranno giocare in Serie B, e sia il terzino che il trequartista honduregno avevano già lanciato dei messaggi importanti alla Palermo, che comunque li ha ricevuti, li ha registrati e magari nei prossimi giorni farà dei passi concreti. Marco, allora sentirei Claudio Gomez e poi sì. andrei di nuovo a Messina. Intanto l'intervista, le parole proprio del centrocampista rosanero. This pre-season is really important for us because we have to build a foundation to be strong this season from the beginning until the end, and I think we start quite well as a team. We have a really good squad, really good players, staff, everyone behind the back. They are so nice, and we are just excited to start the season. Yeah. When I arrived, I was a bit surprised because that was a really good league, and the team they just had me in the squad like I was here for 5 years, 6 years. Then after it's just to get some confidence to be good on the pitch.
And with these guys was easy because everyone like helped me a lot, from the managers, from the players, from everyone. So that was good. Allora, queste le parole di Gomez. Direi di sentire un attimo Messina, perché sono anche le parole di Giacomo Modica. Andrei da Sergio Colosi. Che sensazioni hai, Sergio? Intanto sentiamole, poi magari ne facciamo un commento. Sentiamo Modica. Abbiamo iniziato a fare dei test e continueremo fino a domani pomeriggio a completarli e poi incomincerà il lavoro, quello che c'è da fare per programmare la stagione, per dare un senso poi a quello che sarà il nostro lavoro. Aspettiamo ancora elementi, per cui va bene così. In questo momento è tutto normale, tutto tranquillo, vediamo di avere più potenzialità dentro nel corso dei giorni. Allora, mi pare una richiesta piuttosto chiara, esplicita quella di Modica. Sì, Angelo, infatti oggi di giornata ha parlato Nino Ragusa, per noi abbiamo preferito mandare l'intervista a Giacomo Modica, che è relativa a ieri, al primo giorno di ritiro, perché è emblematica. È un po' un sorriso amaro da parte di Giacomo Modica, che non si aspettava comunque di iniziare il ritiro in queste condizioni, nonostante le promesse che il Messina doveva essere completato, non c'era dubbio, però che doveva essere assolutamente costruito no. E già trapela qualcosina, una piccola, leggerissima insoddisfazione da parte del tecnico, che però per sua abitudine poi non è uno che le manda a dire. Vedremo un po' cosa accadrà nei prossimi giorni, anche se il mercato del Messina mi sembra piuttosto bloccato in questi giorni, almeno questa è la sensazione. Possiamo vedere una grafica che ci riepiloga quelle che sono state le operazioni, Sergio? Abbiamo preparato questa grafica perché poi si dice appunto che la trattativa con Mannino ha bloccato un po' la costruzione del Messina, ma non è così, perché la trattativa è andata a sfumare da più di 2 settimane e i calciatori arrivati sono questi: e Mausso, che è un attaccante dal Picerno, per cui una punta di categoria, come un difensore di categoria certamente Marco Manetta, ex Taranto, Vincenzo Polito, una decina di presenze l'anno scorso da terzino sinistro nel Potenza, per cui non era nemmeno titolare, e poi 2 elementi di Serie D, Giulio Frisenna dal Sant'Agata e Damiano Lia, che però ancora non è stato ufficializzato, che è un terzino destro dalla Vibonese voluto dal tecnico, per cui mi sembra una campagna piuttosto povera, non c'è dubbio, fino a questo momento da parte del Messi. Sergio, fra un minuto torno da te per i saluti anche, ma intanto sentiamo ancora Marco Gullà, perché a questo punto comincia una seconda fase, diciamo, della preparazione per il Palermo, che è quella che poi porterà all'inizio della stagione, perché c'è la Coppa Italia, no? Si incomincia subito con la Coppa Italia, ancora c'è però 2 settimane di lavoro piene, anche di più. Angelo, le partite che si stanno giocando in tribunale in questo momento allungheranno ovviamente anche i tempi di inizio della Serie B, quindi il Palermo dovrà probabilmente cercare di inventarsi una sorta di fase 3 del ritiro, perché adesso sì, mercoledì inizia la fase 2 e sarà a Pinzolo, poi il Palermo tornerà a Palermo, in città, tornerà in Sicilia, inizierà a lavorare ovviamente con il clima siciliano, quindi passerà dai 25 gradi del Trentino ai 40 gradi di Palermo, agli oltre 40 gradi di Palermo, e a questo punto si giocherà la partita di Coppa Italia con lo Spezia, ma per l'inizio della Serie B dovrà attendere almeno altre 2 settimane. Ricordiamo che la Serie B era programmata per il 18 di agosto, la prima gara il Palermo la doveva giocare a Bari, ma a causa insomma di questi corsi e ricorsi delle società al momento escluse dalla B, probabilmente si andrà si protrarrà fino ad inizio settembre, quindi sicuramente il Palermo dovrà rimodulare un po' la sua preparazione di almeno 2 settimane, perché dovrà capire insomma come fare e soprattutto come mantenere anche alta la concentrazione in vista poi ovviamente dell'esordio in campionato. Nel frattempo comunque, al di là della preparazione, al di là di quello che la squadra sta facendo in campo, c'è, come abbiamo detto, una
una società, ci sono dei dirigenti che stanno lavorando per accontentare Corini, soprattutto le richieste di Corini, che oltre a un centrocampista vuole un terzino sinistro, quindi un buon terzino sinistro, e l'abbiamo detto, il nome di Di Chiara è quello in cima alla lista. Vi racconto invece di una suggestione, di un'idea pazza di mercato nata nelle ultime ore. Il Palermo sembrava interessato a Bonucci della Juventus, che in questo momento non è nemmeno partito con la Juventus per la tournée, proprio perché è fuori rosa. Palermo ci ha fatto un pensierino. In questo però preciso frame del mercato ti dico che Bonucci ha chiaramente detto no al Palermo, categoricamente detto no al Palermo, però chissà, magari passano i giorni e si confeziona una clamorosa bomba di mercato. Ovviamente Bonucci sarebbe un lusso per la categoria, però insomma sono sogni estivi, probabilmente rimarranno tali. Benissimo, andiamo a chiudere con Sergio Colosi. Il sogno di mezza estate a Messina qual è? Dai. Beh, credo che non si sia verificato, era quello di un passaggio societario. Certo che parlare quasi alternandoci con il mio carissimo amico Marco da Palermo è davvero problematico, perché lì si parla di un mercato di un certo tipo, qui invece è tutt'altro, sembriamo due mondi davvero opposti. Vabbè, al di là di questo non si è concretizzato che era il passaggio societario, ma non è stato così. Adesso bisognerà vedere quello che accade, ma il cammino sembra molto in salita. Grazie Sergio, ci rivediamo anche con te lunedì prossimo, stessa cosa con Marco Gullà. Buon pomeriggio a voi e chiaramente auguro a tutti voi che siete stati con noi fino a questo momento una buona giornata. Appuntamento a lunedì.